Salve amici, al microfono Dario Villani e benvenuti nel nostro spazio dedicato alla cultura e alla musica dal canale YouTube Radio Magazine Official, a cui vi invito a iscrivervi. Prima di entrare nel vivo nell'argomento di oggi vi rammento che potete scaricare in podcast questo servizio anche dal sito web www.radiomagazine.net e dal quale peraltro potrete accedere in maniera diretta alle modalità per sostenere con delle donazioni la nostra iniziativa editoriale. Potete inoltre contattarci sul seguente indirizzo di posta elettronica: radiomagazineinfo@gmail.com. Eleonora De Poi è nata a Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, nel 1997. Ha iniziato lo studio del violino all'età di 6 anni per proseguire gli studi nel 2011 presso il Conservatorio Stefani di Castelfranco Veneto. Qui, sotto la guida di Michele Lot e Stefano Pagliari, si è diplomata nel 2016 con 10 lode e menzione speciale. Si è inoltre appena laureata come bachelor in Violin Performance al Conservatorium van Amsterdam, avendo come insegnanti Ilja Gruber e Maria Milstein, ottenendo un risultato brillante. Recentemente ha compiuto e ultimato anche studi in viola. Ha studiato musica da camera con Domenico Nordio, Filippo Faes, il Trio di Parma, Frank van der Laer e Paul Schippers. Ha partecipato a diverse masterclass con importanti insegnanti, tra cui Giovanni Guglielmo, Fabian Reiser, Pierre Amoyal, Pavel Vernikov, Elliot Lawson, Jari Klees, Svetlana Makarova e Igor Velocin. Eleonora De Poi ha vinto vari concorsi nazionali e internazionali sia da solista che in formazioni di musica da camera. Tra i più significativi segnaliamo il premio speciale Farulli per il miglior quartetto d'archi al concorso internazionale Premio Crescendo di Firenze. In duo con il pianista Massimiliano Turchi è risultata finalista allo Storioni Festival Prize in Olanda. Primo premio inoltre al concorso internazionale di musica Rizzardo Bino di Brescia, dove sono stati selezionati a livello mondiale come uno dei 10 duo violino e pianoforte ammessi alla masterclass di Losanna con Pierre Amoyal e Pavel Gidilov. Inoltre il duo con Massimiliano Turchi è stato ospite per un recital durante il Birmingham International Piano Chamber Music Festival e Competition come uno degli 8 gruppi selezionati. Eleonora De Poi si è dunque esibita sia in Italia che all'estero, sia da solista che in diverse orchestre e importanti sale, tra cui la Wiener Concerthaus, la Royal Concertgebouw, il Tivoli Vredenburg di Utrecht, la Musikgebouw di Eindhoven, il Bernhard Haitink-Saal di Amsterdam, il Teatro dal Verme, al Palazzo Vecchio Salone del Cinquecento a Firenze e altre sedi sia in Italia che all'estero. Appena l'8 novembre scorso ha partecipato all'apertura della stagione del Teatro Verdi di Padova, allestita per la prima volta in digitale per fronteggiare l'emergenza sanitaria, per una serata dedicata a Beethoven sotto la direzione di Giuseppe Midiani. Salve amici ascoltatori, al microfono Dario Villani. Oggi diamo spazio a una giovane esordiente artista, anche se alla luce del curriculum che abbiamo appena letto forse può apparire riduttivo. Siamo collegati telefonicamente con Vittorio Veneto, in provincia di Treviso, dove abbiamo in linea Eleonora De Poi. Buonasera e benvenuta in trasmissione, Eleonora. Grazie, buonasera, grazie mille dell'invito. Ecco, Eleonora, tu sei una ragazza giovanissima, abbiamo letto il tuo esteso curriculum, no? Ricco di esperienze concertistiche, di numerosi premi vinti, un po' come per tutti i più bravi musicisti hai scoperto prestissimo, ho letto a 6 anni, il tuo talento per il violino. Riesci più o meno a ricordarci come hai mosso i tuoi primi passi? Sì, allora, innanzitutto volevo iniziare a suonare il violino da molto, molto più piccola ancora, ma tipo a 4 anni. Devo dire grazie alla televisione, perché stavo guardando uno di quei concerti di Capodanno, di Natale,
e con le orchestre sinfoniche, e praticamente mi sono proprio innamorata del violino. E a quell'età non sapevo ovviamente che strumento fosse, così mi sono rivolta a mia madre e le ho chiesto che strumento è quello che muove le dita così velocemente, quindi sono rimasta colpita appunto dalla velocità. E niente, mia mamma e i miei genitori comunque non sono musicisti, però mi fa, beh, è un violino così, e da quel giorno però tutti i giorni, proprio determinata, ho iniziato a chiedere di suonare il violino. Poi mi hanno portato nella scuola di musica della mia città, appunto Vittorio Veneto, ma mi hanno detto che ero troppo piccolina, hanno cercato di convincermi con il pianoforte, ma io proprio niente da fare, il pianoforte non mi piaceva, così ho iniziato con alcuni corsi preparatori, però mi ricordo ancora adesso che mi annoiavano, io volevo proprio suonare il violino. E poi finalmente ho iniziato, insomma ero felicissima, poi ho visto anche quanto era difficile, però dai, non ho mollato, ho continuato. Ecco, io vedo che oltre il conservatorio, ho letto nel curriculum che hai fatto conservatorio a Castelfranco Veneto, a un certo punto poi della tua carriera, molto tempo dopo questo che tu hai raccontato di 6 anni, hai deciso poi per una specializzazione all'estero ad Amsterdam, e poi anche più di recente che poi ti sei specializzata anche con la viola oltre il violino. Ecco, come mai poi sei passata una scelta di un paese straniero all'estero per una specializzazione? No, allora sì, esattamente. Quando ho finito, ho fatto il diploma di violino, vecchio ordinamento a Castelfranco Veneto, e ho fatto anche l'audizione per entrare al conservatorio di Amsterdam, poi sono stata ammessa direttamente al terzo anno del bachelor, perché lì sono 4 anni, a differenza dell'Italia che sono 3 anni di triennio. Quindi sono stata ammessa direttamente al terzo anno, ho fatto il terzo e quarto, quindi 2 anni anziché 1. Innanzitutto ho scelto quel conservatorio per i docenti, quindi per il maestro di violino veramente eccezionale, Ilya Grubert, e nonché anche Maria Milstein, infatti ho stretto con loro due, quindi è stata soprattutto una scelta riguardo al violino, e poi anche proprio per comunque un conservatorio che è molto rinomato, e anche come esperienza di vita proprio all'estero, quindi proprio come anche crescita personale. Vivere lì è stato molto bello, nel senso che intanto è una capitale, quindi proprio offre tantissimo, e il conservatorio è stupendo, moderno, anche lì ho imparato tantissime cose veramente a 360 gradi. Poi è una città molto molto aperta, ma anche gli olandesi stessi, e anche ricca di cultura. Infatti mi ricordo che andavo quasi tutte le settimane, magari anche 2 volte alla settimana, in Concertgebouw, che è il teatro di Amsterdam, e lì sono riuscita ad ascoltarmi i più grandi solisti, quindi proprio un'emozione enorme. Sì. Quindi ecco, Eleonora, diciamo sì. La carriera di musicista è irta di sacrifici. Che dire di questo aspetto della vostra vita? Tante ore a studiare giorno e notte, a esercitarsi. Pensi che questa vita, questo tipo di sacrificio ti abbia portato via qualche cosa rispetto a quello che la vita normale dei tuoi coetanei? Beh, chiaramente un po' sì, nel senso che ci dedico e ci dedicavo comunque sempre tante ore, ho fatto tanti sacrifici, però come dire, lo fai perché comunque è la tua passione, ami quello che fai, quindi comunque ti pesa meno da un punto diciamo che non è sacrificio brutto, quindi comunque lo vedi come una cosa positiva, perché ci metti l'animo in quello che fai, il cuore. Però ovviamente vedevo comunque quando ero piccolina soprattutto, non è giusto, i miei amici fanno quello così, però da un lato comunque sentivo che era la cosa giusta e mi piaceva farlo, quindi non soffrivo neanche così tanto di questi sacrifici. E quando parli diciamo della tua carriera artistica con ragazzi, amici insomma che non sono del tuo ambito musicale, diciamo, cosa ne viene fuori dalla conversazione? Beh, attualmente sono molto curiosi i miei amici coetanei che non sono musicisti, di che vita faccio, eccetera, e spesso rimangono molto, come dire... Ti vedono un po' come una persona che sta sul mondo della luna, un po' così. Sì, ti guardano come tipo, ma sta qua, questa cosa, da dove vieni? Ma cosa racconta? Ma in una settimana ha fatto tutte queste cose, ma io questa proprio una mia amica recentemente mi ha detto, ma te hai fatto tutte queste cose in 3 giorni, la cosa più bella che mi è successa è portare fuori il cane, tipo a volte mi guardano perché per loro faccio di quelle esperienze che sono... E allora parliamo un attimo di musica. Qual è il repertorio che prediligi? I compositori che ami di più?
Allora, qui è difficile questa domanda perché cioè, è triste, cioè, non vorrei sceglierne solo 2-3, quindi devo dire che anni fa ero più appassionata, insomma, prediligevo di più il periodo romantico, quindi il romanticismo, i grandi compositori di quel periodo, però adesso mi sto molto appassionando anche del primo Novecento, prima metà Novecento, mi sto scoprendo diversi compositori e mi piace anche tanto la musica barocca, quindi il barocco, e quindi diciamo che è molto vasto, mi piace suonare tante cose, magari non tanto il contemporaneo, un po' quello verso i nostri anni, un po' non ne vado pazza, però comunque sto scoprendo molto di più il Novecento, sì, mi piace tanto un po' tutto. Ecco, Eleonora, perché si suona? Si suona per il successo, per la fama, per diventare famosi? No, secondo me no. Poi ovvio che dici, se sono bravo magari ti meriti anche di essere riconosciuto come tale e apprezzato, però principalmente ci deve essere per me la passione, l'amore, trasmettere delle emozioni in quello che si fa e essere felici se una persona che ti ha sentito ti viene a dire ho sentito i brividi, cioè questa è la mia soddisfazione proprio che vorrei sentirmi ogni giorno quando suono in pubblico. Si suona con l'anima? Sì, esattamente, sì. Ecco, al di là della musica, che rapporto hai personale anche con altri ambiti artistici, no? Con l'arte, con la letteratura? Allora, purtroppo tempo per leggere libri ce n'è veramente pochissimo, e anzi vorrei leggere di più, ma arrivo a casa che proprio non ce la faccio più. Mentre l'arte sono sempre stata molto molto appassionata, mi piace andare anche a visitare tante città, musei, chiese, quindi sì, mi piace veramente tanto l'arte, e una cosa che vorrei anche fare di più in futuro è combinare, fare dei concerti un po' più vari, cioè suonare, ma anche magari momenti in cui non so, si leggono delle poesie, oppure fare dei concerti in dei musei o con una rappresentazione di vari tipi di arti tipo quadri, quindi mi piacerebbe anche comunque mischiare questi diversi tipi di interessi, diciamo. Esatto, sì, quindi in modo anche di rendere quel momento di concerto molto più attivo anche il pubblico, quindi anche più interessante, tenerli sempre attivi con la voglia di scoprire la musica e la cultura in generale. Una domanda che ti avevo preannunciato quando abbiamo più o meno scritto insieme una sorta di scaletta per questa intervistina, quella relativa, diciamo, alle cosiddette contaminazioni, no? Sai che negli anni 70 soprattutto c'è stato un vero boom di composizioni che erano variazioni su tema, no? Io ricordo uno dei primi a farla fu Paolo Limiti, che scrisse La voce del silenzio, la portò a Sanremo nel 1968, che in realtà era una variazione su tema su un brano di Bach. Poi sempre in quel periodo ci fu All by Myself, che era una variazione su Rachmaninoff, Colby Love di Barry Manilow, che poi era scritta su un brano di Chopin, e che poi più di Barry Manilow fu portata poi alla ribalta negli anni 90 dai Take That. E poi invece c'è un'inversione di tendenza in quest'ultimo periodo,
si tende per esempio al contrario le opere pop a trasformarle in opere sinfoniche, come è stato fatto soprattutto molto con i Beatles, con i Coldplay Viva la Vida, con Happy Ending di Mika. Ecco, tu personalmente, Eleonora De Poi, come vivi il rapporto con le contaminazioni, no? Mi riferisco all'ascolto di altri tipi di musica e diciamo la connessione fra la musica classica, quella lirica, con altri generi musicali. Personalmente sono molto aperta a queste contaminazioni, diciamo, sempre si sono fatte diciamo, con testa, ok, che non siano create male, diciamo così. Quindi se sono delle cose ben fatte possono piacere e anzi possono anche aiutare persone che magari fanno più difficoltà ad avvicinarsi alla musica classica. È comunque un modo per farla, tra virgolette, sentire attraverso queste appunto nuove canzoni. Quindi sì, la vedo come comunque una cosa positiva, questo semplicemente. Sì, non è che vado... È capitato mai, sì, insomma, di sperimentare personalmente delle contaminazioni con delle opere suonate, insomma, più o meno? No, ho sentito sì, ma suonare, cioè, di persona che ho suonato no. E fra i tuoi insegnanti c'è mai stato qualcuno che vi ha mai negato? No, non dovete suonare la musica pop, non la dovete mai ascoltare? No, assolutamente no, cioè, sono molto Questo liberi. non capita mai. No, non mi è mai capitato, no, però io personalmente preferisco 100.000 volte di più ascoltare musica classica rispetto a... Ecco, senti, Eleonora, noi siamo in Italia, siamo molto fortunati perché a parte che tra il Settecento e l'Ottocento c'è stato un fiorire di teatri, no, di spazi come il San Carlo o la Scala di Milano. Tu sai che a San Carlo c'è, ad esempio, il Regio Teatro di San Carlo aveva l'abitudine di commissionare delle opere a Gioacchino Rossini e così avveniva anche per altri compositori alla Scala. Ecco, tu come giudichi lo spazio dato alla musica classica in Italia, al di là di questo periodo chiaramente eccezionale che è quello dell'emergenza sanitaria, gli spazi e lo spazio e anche e soprattutto lo spazio che poi viene dato anche ai giovani, no? Ai giovani esordienti? Beh, secondo me come spazi, quindi come luoghi dove potersi esibire, ne abbiamo anche parecchi in Italia, anche molto belli, molto storici, quindi secondo me non ci mancano quelli. Anche perché nel caso in cui non si potesse fare un concerto in auditorium abbiamo comunque le chiese in cui possiamo spesso esibirci, anche con orchestre, sono anche spesso molto spaziose, quindi veramente infatti secondo me io luoghi... dimenticavo i famosi festivals che in periodo primaverile tra maggio e ad agosto l'Italia è un fiorire di festival, no? Anche. Sì, esatto, anche quello, infatti i masterclass, festival, concorsi, ce ne sono veramente tanti. Secondo me quello che manca da parte dell'Italia in generale è la promozione della musica classica e il promuovere i giovani talenti italiani qui proprio sulla propria terra, sulla propria città, diciamo così. Anche per dire, proprio spesso fa ridere che sono più spesso fuori dalla mia provincia, spesso lo fanno chilometri, e veramente si viene chiamati così poco nella propria città che veramente fa ridere questa cosa, devi sempre viaggiare un sacco. Quindi secondo me la cosa che manca è più la promozione dei concerti e coinvolgere, invitare, proprio il modo di invitare la gente, diciamo, a venire il a sentire... sufficiente risalto da dare agli eventi che si hanno in questo campo musicale, no? Sì, perché esatto. non vengono sufficientemente, diciamo, non vengono promossi sufficientemente. Promossi, esatto. Al di là di quello esatto. che viene fatto ultimamente sui new media, chiaramente. Appunto, sì, esattamente così. Ecco, Sì. Eleonora, se guardiamo per esempio soprattutto alla musica etnica, alla musica popolare, vediamo, riusciamo a intuire facilmente le connessioni, diciamo, sociali tra la musica e il nostro territorio, no? La musica classica e quella lirica invece è quello che fa parte del nostro retaggio storico e culturale. Che aspetti vedi oggi fra questo tipo di musica e il nostro territorio, il sociale, no? Secondo me purtroppo tutt'oggi la musica classica è molto... non viene molto valutata soprattutto dai giovani, quindi questo è un punto secondo me che si dovrebbe veramente lavorare, perché manca soprattutto nel mondo d'oggi l'educazione alla musica classica, soprattutto per i giovani,
e di conseguenza non sono abituati a vedere la musica classica come qualcosa di interessante, non gli verrebbe, ai giovani d'oggi non verrebbe mai voglia di aprire YouTube o mettere su un CD di musica classica, perché è una musica che per loro è molto complessa, noiosa, la vedono come una cosa antica, così via, quando in realtà secondo me dovremmo più indirizzare i giovani all'ascolto, soprattutto fin da piccoli, quindi dalle scuole elementari o comunque dai genitori stessi, fin da più giovani, e vederla come una cosa che invece può trasmettere emozioni, e bisogna secondo me fin da elementari educarli all'ascolto della musica, in modo che anche per il futuro poi dei musicisti, ma anche della cultura stessa italiana, della musica classica, si possa continuare in futuro. Quindi sì, secondo me bisogna proprio fare più un lavoro della società, perché adesso, da quello che vedo anche dai miei studenti o comunque dalle scuole medie che frequento, i giovani d'oggi sono molto distratti, non hanno voglia, e non hanno proprio la voglia di mettersi a pensare, a ragionare, a sentire le proprie emozioni, quindi preferiscono musiche molto più frivole, leggere e con pochi significati. Quindi sì, questo purtroppo è un po' quello che vedo e che sento, quindi con il mio piccolo vorrei un po' indirizzare i miei allievi all'ascolto della musica classica, quindi in un modo un po' più comunque facile alle loro orecchie, però comunque iniziarli a indirizzarli ad aprire le orecchie su una musica molto più ricca di tanti significati. Ecco, e appunto, visto che hai citato, hai ricordato ai nostri ascoltatori che sei anche insegnante, e come, sì. che cosa possiamo dire circa, diciamo, questa disparità di trattamento rispetto all'insegnamento della musica nelle scuole italiane, no? Sai, si fa fino alle scuole medie, poi dopo, mentre per esempio lo sport si continua a insegnare addirittura fino alle università, dove ci sono le universiadi, l'insegnamento della musica in Italia si ferma alle scuole medie. Sì, esatto, e tra l'altro in certe scuole elementari so che neanche la insegnano, quindi sì, secondo me è sbagliato, si dovrebbe continuare a fare, studiare musica comunque, o più che altro ascoltare anche, quindi proprio una cultura generale della musica, sia classica che non, e, fino all'università, fino a quando si studia, quindi dovrebbe anche essere fatta in un modo migliore, nel senso che spesso vedo anche i programmi che propongono le scuole medie o elementari sono un po' obsoleti. Diciamo, sì, esatto, esattamente, non sono proprio quelli che immaginavo io, ecco, io li proporrei in un modo totalmente diversi, molto più innovativi e coinvolgenti, quindi ecco, spero diciamo che poi tutto sommato sì. È un peccato, perché considerato l'apporto che ci stanno dando i new media in questo periodo con YouTube, dove puoi scaricare veramente Sì. tutto, è un peccato che poi non si riesca poi a fare un discorso, diciamo, logico nell'insegnamento per portarlo fra i ragazzi, no? Soprattutto sono anni che sento parlare di multimedialità a scuola, adesso diciamo che siamo al traguardo, alla fine non si conclude nulla, penso, no? Secondo me i media sono un potenziale dal nostro punto di vista, cioè dal mio punto di vista quello appunto musicale, l'unica cosa che bisogna riuscire a usarli nel miglior modo. YouTube in primis può offrire un sacco di registrazioni magnifiche,
Dall'altro canto vanno tanto anche in social media come Instagram, soprattutto adesso TikTok o questi social, che però hanno il punto negativo che proprio sono video molto molto brevi, di conseguenza, perché proprio il mondo d'oggi è tutto basato su cose veloci, immediate, proprio infatti i video lì sono solo di 15 secondi, quindi per la musica classica è molto difficile poter suonare e trasmettere qualcosa in 15 secondi, quindi da questo punto di vista i social media non sono il massimo per far conoscere la musica classica ai giovani d'oggi che usano continuamente questi. Quindi, va bene, io a questo punto passerei diciamo quasi alla domanda conclusiva. Cosa ti aspetti tu personalmente, Eleonora De Poi? Cosa ti aspetti personalmente per il futuro? Nuovi concerti, nuove incisioni? Innanzitutto, visto che hai preso la specializzazione, auguri, no, per la viola. Grazie mille. Sì, mi sono appena diplomata, grazie mille. No, allora avrei avuto tanti concerti in questo periodo fino a fine anno, inizio del 2021, ma da come sta andando appunto sono stati cancellati purtroppo, quindi spero tanto in primis di riprendere a suonare, perché già mi manca tanto, e fare sempre più concerti e collaborare con grandi musicisti, quindi questo. Poi mi piacerebbe tanto, diciamo un sogno anzi più sogni nel cassetto, mi piacerebbe organizzare un festival tutto mio insieme al mio ragazzo che è pianista, quindi questo nostro sogno è anche aprire una scuola di musica, ma ci vorrà ovviamente tanto tempo, però sono comunque sogni nel cassetto. E un altro sogno magari però ancora più lontano mi piacerebbe tanto entrare a suonare in un'orchestra rinomata, quindi diciamo che ho tante belle cose che vorrei realizzare con calma. Va bene, noi chiaramente tutte queste belle cose te le auguriamo di cuore. Grazie. Ti ringraziamo per aver partecipato alla nostra trasmissione. Hai qualche altra cosa da aggiungere su tutto quello che abbiamo detto, Eleonora? No, grazie mille. Allora ti ringraziamo, Eleonora De Poi, in collegamento da Vittorio Veneto. Spero di riaverti presto in trasmissione. Grazie mille per l'invito, grazie mille. E chiaramente il commento musicale che ci ha accompagnato per tutta la trasmissione erano brani eseguiti da Eleonora De Poi al violino e il pianista Massimiliano Turchi. Si conclude qui il nostro programma di oggi, potete trovarlo in podcast anche sul nostro sito web www.radiomagazine.net, potete inoltre scriverci per segnalare notizie ed eventi sul nostro recapito di posta elettronica radiomagazineinfo@gmail.com. Siamo presenti con la nostra pagina anche su Facebook e su Instagram e vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube Radio Magazine Official, dove peraltro potete interagire con i vostri commenti. Un saluto da Dario Villani.